Solo una donna su 2 nella provincia di Taranto effettua gli screening oncologici periodici per prevenire il tumore al seno. È il dato riportato da Rossana Antonazzo, responsabile della radiologia senologica dell'ospedale Santissima Annunziata, durante l'incontro organizzato per promuovere la cultura della prevenzione nella sede tarantina di TP Italia, azienda dove la presenza femminile oggi è pari al 70% della forza lavoro. Un evento realizzato per informare la cittadinanza sull'importanza delle visite ordinarie e specifiche. Parliamo di circa 43.000 donne l'anno e abbiamo una percentuale di adesione che è assolutamente in linea con le percentuali del resto dell'Italia e soprattutto è molto alta rispetto alle percentuali del sud, che è circa il 54-55%, che vuol dire che la metà di tutte le donne chiamate si presenta a fare l'esame e quindi partecipa al progetto di screening. Si tratta di controlli preliminari che in caso di diagnosi negative permettono alle pazienti di accedere ad analisi di secondo e terzo livello, un processo sanitario che, come ha spiegato l'Antonazzo, negli anni ha ridotto del 40% il tasso di mortalità sul territorio. C'è ancora un po' di reticenza, ovviamente, ci sono ancora donne che ovviamente hanno paura e quindi non si presentano, ma diciamo che i risultati sono più che buoni. Lo conferma anche Maria Agata Zaurito, responsabile della farmacia Sant'Egidio nel quartiere Tamburi, che quotidianamente propone analisi senologiche e semplici controlli di routine, che vengono costantemente rifiutati dalle pazienti. La gente ha paura di scoprire che c'è qualcosa che non va. Ogni volta però che la gente si approccia a questi screening, a questa prevenzione gratuita, scopre sempre un qualcosa. Infatti gli ultimi screening che abbiamo fatto sul diabete non noto abbiamo avuto circa 400 persone che hanno scoperto di avere il diabete. Una situazione complessa che secondo la farmacista peggiora quando, dopo numerosi richiami, i pazienti effettuano le analisi in ritardo e si ritrovano a dover iniziare le cure con molta urgenza. C'è molta gente che si affaccia in farmacia, con queste ricette, che vuole fare questi screening nel più breve tempo possibile. Quindi io vado sempre ad invogliare tutti quanti a fare prevenzione e non aver timore, di un riscontro, di un esito che può essere o positivo o negativo.